a Di Lorenzo, che adesso è pronto ad effettuare la rimessa in gioco. Ecco la palla per Politano che punta la linea di fondo, ancora Politano effettua il cross, colpo di testa, gol, Napoli in vantaggio con Osimhen, la prima fiammata da parte dei partenopei, il cross di Politano tutto solo in area di rigore a 2 passi dal portiere Montipò. Osimhen non ha fallito, il Napoli è in vantaggio di testa. Osimhen a 2 passi dal portiere del Verona, lo ha battuto con un colpo di testa potente, vincente, nulla da fare per il portiere del Verona. Montipò battuto, ma però insomma qua ha un po' dormito il Verona sulla corsia laterale di destra, perché è andato via Politano quasi sulla linea di fondo, è andato al cross molto teso in area di rigore, è arrivato Osimhen che di testa a 2 passi da Montipò lo ha battuto. Siamo al 14esimo adesso, Napoli in vantaggio dunque sul Verona per 1-0, la rete al primo fondo da parte di Osimhen al minuto numero 14, Napoli 1, Verona 0, questo è il parziale del Bentegodi. Adesso il Verona dovrà cercare di rimettere in piedi il confronto, non sarà semplice. 1-0 per il Napoli, a fra poco. Attenzione però, torniamo un istante in diretta perché attacca il Napoli, contrattacco, siamo in area di rigore, ancora con i partenopei, destro! Palla sul fondo di pochissimo, che conclusione da parte del giocatore del Napoli, palla che ha sfiorato il palo alla sinistra del portiere Montipò, conclusione molto molto pericolosa da parte dei partenopei. Qua si è salvato il Verona con il controattacco ed il tiro da parte proprio ancora di Fabian Ruiz, che è andata alla conclusione, palla che ha lambito il palo di sinistra ed è uscito sul fondo, e dunque Verona che ha rischiato di subire il gol del 2-0 del Napoli. Verona che deve stare attento a queste ripartenze da parte dei partenopei. Raddoppio del Napoli al 26esimo, ha colpito ancora Osimhen al 26esimo della ripresa, e probabilmente i partenopei ipotecano il successo qui alla Bentegodi. Verona che ha perso una palla sulla zona di destra, il cross poi nell'area di rigore, Osimhen ancora una volta tutto solo nell'area piccola, ha concluso a 2 passi dal portiere Montipò e lo ha battuto per la seconda volta, doppietta per lui, e dunque Napoli che si porta sul 2-0, come detto probabilmente ipoteca il successo qui alla Bentegodi, perché oggi ci sembra che il Verona stia faticando un po' troppo. Napoli dunque che raddoppia qui al Bentegodi, 2-0, la doppietta personale di Osimhen, il primo gol di testa, il secondo invece con il piede. Comunque adesso il Napoli giustamente festeggia il gol del raddoppio su un campo difficile. Il Napoli sta portando via 3 punti sicuramente molto importanti per la corsa a scudetto. Attenzione, il Bentegodi che interviene, Verona che accorcia le distanze con Faraoni, preciso colpo di testa in area di rigore, palla che ha scavalcato il portiere del Napoli Ospina, questa volta battuto sul palo alla propria destra, palla che si è infilata in rete dopo una grande azione però tutta in velocità da parte del Verona, con Tameze che ha messo il cross dalla zona di sinistra, colpo di testa vincente in area di rigore da parte di Faraoni. C'è un controllo al VAR, sinceramente non sappiamo come mai, comunque il gol ci sembra regolare, c'è un consulto comunque al VAR, l'arbitro sta attendendo. Siamo al 32esimo, gentili amici all'ascolto, si riapre il confronto del Bentegodi, ma dobbiamo un attimo attendere perché l'arbitro sta ancora aspettando, dunque ci sarà un consulto al VAR, sinceramente non sappiamo come mai, perché ci sembra regolare l'azione del Verona. C'è stato il cross dalla sinistra da parte di Tameze ed il colpo di testa vincente da parte del giocatore del Verona. Stiamo ancora attendendo, l'arbitro ha il fischietto in bocca, vediamo che cosa decide il direttore di gara, sta ancora aspettando indicazioni. È gol, confermato, infatti ci sembrava regolare, è gol. Siamo al 33esimo, si riapre dunque la gara del Bentegodi, ma grande azione da parte del Verona, la prima della partita da parte della formazione di Tudor, tutta in velocità, palla in area di rigore per il colpo di testa vincente da parte di Faraoni, più in alto di tutti, ma dove ha messo la palla? Nell'angolo proprio alla destra del portiere del Napoli Ospina, quasi all'incrocio dei pali. 2-1 per il Napoli, si riaccende adesso anche il tifo del Bentegodi, gara riaperta proprio quando il Napoli ci sembrava in pieno controllo del confronto. Il Verona la riapre con la rete appunto di Faraoni, che dunque riapre il confronto, e ci sono ancora 10 minuti abbondanti da giocare più recupero, e dunque ci sarà credo anche un ampio recupero, perché nei primi minuti si è giocato davvero pochissimo, quindi credo almeno 4-5 minuti da recuperare. 2-1 per il Napoli, Insigne, palla appoggiata, adesso ancora sono i partenopei che manovrano, perdono il pallone però, e allora il Verona prova l'affondo sulla destra, adesso c'è un po' di confusione, vediamo che Insigne lotta all'altezza del cerchio centrale, Faraoni
si mette in mezzo, poi Barak di testa per Bessa, controllo all'altezza della linea mediana, palla all'indietro, Verona riparte con la giocata di Ceccherini che allarga a sinistra, Tameze vince il duello, ancora Tameze, serve il compagno di squadra, poi scatta, ancora Tameze, gioco di gambe, salta il primo giocatore del Napoli che lo ferma, poi ancora Verona però che sembra rinvigorito, ancora Tameze, lato corto dell'area, il cross al centro, la chiusura da parte del Napoli, adesso sono i partenopei in grande affanno, rimessa laterale sotto la tribuna opposta alla nostra. Napoli adesso davvero in grande affanno perché il Verona ci sembra rinato dopo il gol realizzato pochi istanti fa da Faraoni. Partenopei che adesso devono mantenere la concentrazione perché questo Verona è capace di tutto. Palla che viene spostata sulla destra, Ilic in avanti per Faraoni che prova a girare il pallone, chiusura, riparte Osimhen, fermato solo per un istante però all'altezza del cerchio centrale, sempre molto bravo Osimhen a portare il pallone a spasso come in questa circostanza, lo tiene in possesso di palla il Napoli, ancora Osimhen sulla zona di destra, il controllo, la zona laterale, vediamo che cade sul terreno di gioco ma è tutto regolare, recupera il pallone il Verona, controattacco, passaggio al centro, Barak ai 40 metri, apre sulla sinistra, poi il pallone per Tameze, già quasi in prossimità del lato corto, partita che si è ravvivata davvero nel giro di pochissimi istanti. Bessa, il suo cross nell'area di rigore, attenzione, il Napoli che spazza il pallone, poi Barak ancora ai 35 metri, controlla la palla, la appoggia all'indirizzo ancora del compagno di squadra Sutalo, poi ancora Barak che guadagna, rimessa laterale, Sutalo con le mani, rimessa effettuata in questo preciso istante, palla per Ilic, Verona che continua ad attaccare, Verona che sta davvero adesso mettendo sotto il Napoli, il passaggio di Caprari, imboccata vincente per Tameze, quasi sulla linea di fondo, tiene il pallone in campo e guadagna, rimessa laterale tra gli applausi del pubblico del Bentegodi, 36esimo, 2-1 Napoli, rimessa per il Verona però. Tameze sotto la tribuna opposta alla nostra, recupera il pallone, si fa vedere Ilic, Napoli che adesso ci sembra un po' in affanno, attenzione alla giocata ancora, quasi sulla linea di fondo, lato corto, Tameze, il cross al centro, Barak di testa, palla sul fondo, ma adesso è un Verona davvero molto determinato che sta continuando ad attaccare, Napoli in grande affanno, 2-1 però ancora per i partenopei, noi ritorneremo in diretta fra poco dal Bentegodi. L'arbitro invita il portiere del Napoli ad effettuare la battuta del calcio di punizione, arriva il fischio finale del signor Doveri, festeggia la panchina del Napoli e soprattutto festeggiano i sostenitori partenopei, adesso sì rosso per Faraoni che è stato espulso adesso praticamente dopo il fischio finale del direttore di gara perché è andato a dire qualcosa alla signora Doveri, animi tesissimi sul finale, vince il Napoli che sbanca Verona 2-1, risultato molto importante per la corsa a scudetto, Napoli che dunque allontana la Juventus che si era avvicinata nella giornata di ieri, risponde al successo del Milan che ieri ha battuto di misura l'Empoli, vince dunque anche il Napoli di Spalletti, ancora di misura come il Milan ieri sera, questa volta però per 2-1, il Napoli è secondo in classifica a -3 dunque dai rossoneri, scavalcata di nuovo l'Inter che giocherà questa sera però la propria gara su un terreno comunque complicato come quello dell'Olimpico Grande Torino, senza De Vrij e senza Brozovic e dunque attenzione anche all'Inter nel match di questa sera, ma intanto il Napoli vince qui a Verona, fa la propria parte, sbanca allo stadio Bentegodi, un campo sicuramente complicato per molte quest'anno qui a Verona, vince 2-1 con la doppietta di Osimhen, non è servito il gol del Verona realizzato da Faraoni che è stato anche espulso, così come è stato espulso Ceccherini, un palo anche per il Napoli sul 2-1 colpito da Fabian Ruiz, il Napoli tutto sommato ha comunque meritato di vincere qui sul terreno del Bentegodi, soprattutto dopo il primo tempo, nella ripresa si è visto poco, soprattutto nei primi 20-25 minuti, poi la partita si è ravvivata, c'è stato il gol del raddoppio di Osimhen, poi ha accorciato le distanze Faraoni, però non è servito al Verona per raggiungere quantomeno il gol del pareggio. Adesso ci fermiamo, fra poco andremo con tutti i risultati finali dagli altri campi, intanto festeggia il Napoli di Spalletti che vince 2-1 sul campo del Bentegodi, sentite i fischi del pubblico di Verona e i tanti applausi e cori dei sostenitori del Napoli giunti in più di 2000 quest'oggi qui al Bentegodi, c'è sempre grande entusiasmo a Napoli, intanto Spalletti abbandona il campo saltellando, stringe la mano ai direttori di gara, invece i giocatori vanno a festeggiare sotto lo spicchio di tifosi sistemati alla nostra sinistra, grande coro però anche
da parte dei sostenitori del Verona. Grande stagione comunque del Verona di Tudor. Noi ci fermiamo, come detto, piccolo break adesso pubblicitario musicale, poi andremo con tutti i finali qui dal Bentegodi, andremo anche in chiusura di Cuore Sportivo. Campionato bellissimo al vertice, nessuno molla, hanno vinto tutte in questo turno, ha vinto la Juventus, ha vinto il Milan, ha vinto il Napoli. Attendiamo questa sera la gara dell'Inter, alle 18 ci sarà in campo anche la Roma e anche l'Atalanta che giocherà in casa contro il Genoa. La Roma invece giocherà a Udine alla Dacia Arena. Poi questa sera alle 20:45 chiuderà il programma Torino-Inter. Napoli batte Verona 2-1 fra poco. A Radio 5.9 sono le 17:04.